La lingua corsa è un bello regalo che mi è stato fatto e tocca a me a farlo. Quando è che voi avete imparato a fare la corsa? Io ho imparato a parlare corso in casa prima, con i miei parenti, i miei cari che parlavano assai, anche tra di elli, più che con me. E poi ho avuto la fortuna di essere arrivata in paese, sino all'età di collegio, a poco presto, e forse ho aggiunto di più parlare corso che francese, che è una modellina. Quando la parlate a lingua corsa? Questa lingua la parlo tutti i giorni, quando posso, in famiglia soprattutto, come violo. E poi in un mestiere, posto che sono insegnante bislingua, e posso fare della lingua corsa un momento vero di vita, cui i delegati in carica e forse partecipa di nuovo alla manera di questa lingua qui. Chi rappresenta per voi la lingua corsa? Allora, la lingua, il fatto di parlare della lingua va al di là di un modo di comunicazione o di parlare giusto di una maniera di parlare, di una maniera di pensare di nuovo mondo. E per me è quantunque qualcosa che è scritto, che è arraigato a una persona profonda, che campa con me di boigo nada e che io va campare di nuovo. Come dite la bene di la lingua corsa? Spero che ciò porta un messaggio di speranza e penso che la gente, quantunque principi a riflettere la lingua di un'altra maniera, ci vorrebbe aggiungere un sveglio individuale, di non un sveglio collettivo, con tutti i mezzi che ci la impone a mettere in piazza per sviluppare torna la lingua, ancora più al di là che ha, e poi forse che tutti questi idee che sono a scuola e che imparano il corso in scuola porteranno, se non c'è mica, la lingua in casa.